Siamo ad Arsiero, in provincia di Vicenza, esattamente davanti alla chiesetta di San Rocco. Oggi ci aspetta un'emozionante escursione sui monti Cavioio e Cimone di Tonezza. Questo percorso ci è stato suggerito dai nostri amici Barbara e Alessandro. Oltre che una bella camminata, sarà anche un viaggio nella storia, perché proprio qui, durante la Prima Guerra Mondiale, si combatté una delle battaglie più cruente tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico. Pronti per la partenza? Zaino in spalla, direzione Baitos Magnotto, sentiero 541. Stiamo percorrendo un breve tratto di sentiero in galleria. A questo bivio abbandoniamo il sentiero 541 e imbocchiamo il sentiero 542 e in circa una ventina di minuti arriveremo al Baitos Magnotto. Siamo arrivati al cimitero italiano di Punta Neutra. In questo cimitero, al termine della guerra, riposavano circa 200 soldati. In seguito le salme furono trasferite al cimitero militare di Arsiero. Siamo arrivati al Baitos Magnotto e adesso proseguiamo verso Cima Cavioio.
Siamo ai piedi del Monte Cavioio. Adesso ci aspetta questo breve tratto attrezzato per raggiungere la cima. Abbiamo raggiunto la cima del Monte Cavioio, dove si trova un piccolo bivacco e una croce in ferro. A est abbiamo una bella vista su Forte Corbin e il Monte Cengio, mentre verso sud abbiamo il paese di Arsiero e la pianura veneta, con una bella foschia. Dopo una bella pausa, baciati dal sole, lasciamo la cima Cavioio e ritorniamo al Baitos Maniotto. Siamo ritornati a Baitos Maniotto e continuiamo il giro in direzione Galleria Cima Neutra, segnavia 542. Adesso percorriamo la galleria Quota Neutra che passa sotto la Cima Neutra. Come avete visto, il tratto in galleria è tutto in salita, ci sono dei bei gradoni, mi raccomando ricordatevi la pila o il frontalino e fate molta attenzione perché il fondo è bagnato. Ora continuiamo verso il Monte Cimone.
Siamo arrivati in questo luogo di silenzio e meditazione che è il Monte Cimone di Tonezza, che ha visto una delle pagine più drammatiche della Grande Guerra. Come potete vedere alle mie spalle, qui sorge un ossario, inaugurato nel 1929 alla presenza del principe Umberto di Savoia, nel quale furono tumulate le salme di ben 1210 soldati ignoti. Qui sul Monte Cimone, il 23 settembre del 1916, gli austriaci fecero esplodere una mina da 14.200 kg di esplosivo. L'esplosione fu talmente potente da modificare per sempre la montagna, creando un cratere di 55 metri di diametro e 22 di profondità, che vedete alle mie spalle. Nell'esplosione l'intera brigata Selle fu letteralmente seppellita. Lasciamo il Monte Cimone e seguiamo i sentieri 547 e 536 che ci porteranno fino ad una strada sterrata. Ci troviamo al Piazzale degli Alpini. Adesso imbocchiamo la strada degli Alpini, un'antica mulattiera usata per trasportare munizioni, viveri e cannoni alle truppe italiane. La mulattiera ci porterà al nostro punto di partenza, ad Arsiero, in circa un'oretta. Ritornati alla chiesetta San Rocco. Ragazzi, il trekking di oggi è stato davvero toccante. Un percorso immerso nella storia tra gallerie e trincee della Grande Guerra. Ogni passo era un tuffo nel passato, in luoghi che raccontano il sacrificio di tanti giovani morti in modo assurdo e ingiusto. In merito al percorso, dobbiamo dire che l'unico tratto impegnativo è quello attrezzato che porta al Monte Cavioio, classificato per escursionisti esperti. In questo giro non si trova nessun punto ristoro. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!